Quinta corsa, premio Pizzocchi. È una condizionata per cavalli di 4 anni, la distanza è quella del doppio chilometro, partenza autostart, sono 7 al via, doppi ritiri dei numeri 6 e 7. Andiamo a leggere lo schieramento. Con l'1 Amore di Mago, Lorenzo Callegaro, 2 Arabia Jet, Ferdinando Pisacane, 3 Apple Pie C, Gabriele Ballotta, 4 Allure GSO, Antonio Di Nardo, 5 Argentina Lux, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, in seconda fila 8 Amos Rab, Roberto Andreghetti, 9 Aretha Francis, Francesco Pettinari. Partenza sul lato opposto. Vediamo rinunciare al lancio Argentina Lux. Stacco della macchina. Veloce è il numero 3 di Apple Pie C che prende il comando davanti ad Allure GSO al suo esterno che va a chiedere strada. Terza posizione per Arabia Jet, intanto passa l'allievo di Franco Baldini ed è Battistrada davanti a Apple Pie C. Arabia Jet, poi Amore di Mago in quarta posizione alla corda, 15-2 i primi 200 metri, primo passaggio davanti alle tribune con in vantaggio Allure GSO. Con in sulchi Antonio Di Nardo, seconda posizione per Apple Pie C su Arabia Jet, Amore di Mago, poi Amos Rab, Aretha Francis e in coda Argentina Lux, 400 in 39. Sempre in vantaggio il figlio di Lux Z-Star, targato GSO, con in schiena Apple Pie C, poi Arabia Jet, 600 metri passati in 47 scarsi, con i cavalli ancora tutti in fila indiana, nessuno fa la prima mossa, il ritmo è discretamente sollecito per la categoria, distanza del doppio chilometro, intanto i cavalli sono ormai a compimento del primo giro passato in 1-2-3 con un 15-4 di là. E ora Amos Rab con Roberto Andreghetti che è il primo a prendere la via del largo. Vediamo Arabia Jet che lo controlla ed esce in anticipo. Intanto arriviamo al chilometro passato dal Battistrada in 1.17.9. Secondo passaggio davanti alle tribune Allure GSO su Apple Pie C, all'esterno Arabia Jet con in schiena Amos Rab, a largo anche Aretha Francis, frazione qui davanti in 15-1. Sempre in vantaggio Allure GSO, insiste all'esterno Arabia Jet con Nando Pisacane, poi Amos Rab, di dentro sempre Apple Pie C su Amore di Mago, al largo anche Aretha Francis, in coda Argentina Lux, curva in 15,5, retta di là che con l'allieva di Nando Pisacane che ora passa al comando Arabia Jet, intanto c'è l'errore di Aretha Francis e Amos Rab che cerca di scavalcare Allure GSO, 14,5 di là con Arabia Jet che cerca di prendere il largo, Amos Rab al suo inseguimento, poi Allure GSO ancora terzo, 250 metri alla conclusione, ancora in vantaggio la giubba gialla degli allevamenti Tognatti, ultima curva passata in 14,9, retta d'arrivo, Arabia Jet in vantaggio su Amos Rab che ci prova, ma Arabia Jet ancora buon vantaggio e buone energie per difendersi egregiamente e venire a vincere. Amos Rab buon secondo, mentre per il terzo Allure GSO su Apple Pie C. 1.16.1 la media sul doppio chilometro, 29.3 chiudere, 14.4 a retta d'arrivo. Arabia Jet, Nando Pisacane, Paolo Romanelli al training, l'allevamento Tognatti. Per la figlia di Naglò che vince molto bene, la vediamo finire in piena spinta.